Ciao a tutti, io sono Andrea Alici come prima, questo è il canale di Calcio Napoli 24 e quindi riprendiamo da dove avevamo lasciato. Mettiamo un attimo da parte gente di Maro perché qui siamo a Castel di Sangro per raccontarvi quello che succede da queste parti nel ritiro del Napoli con tutti i tifosi che sono venuti a sostenere. Parte oggi il nostro nuovo format Sangro Azzurro. È conturbante questa cosa. Parecchio. Come va? Oggi è male, grazie. Che stile con la pipa. Grazie. Ma si è portato l'ombrello, questo solo? Sì, il sole è troppo forte, allora ci siamo dimenticati il cappellino a casa. Ecco perché tengo l'ombrello. Siamo organizzati, stamattina presto siamo alzati e siamo venuti con la macchina con calma da Somma. Pure io volevo venire. Quest'anno ci ripetiamo, lo sai perché? Abbiamo un pubblico eccezionale a Napoli. Le donne e i bambini, il tifo è aumentato 100 volte di più. Ciao, chiamo Angelo. Ciao Angelo. Ciao, piacere. Ciao ragazzi. Dove stai andando, Angelo? Stai entrando o stai uscendo? Sto scendendo in giro per il paese sperando che Che si acchiappano poco. si acchiappi un po'. Veramente. Che sei venuto a fare a Castel? Come me ne fare? Così pure perché che là. Da una parte è Napoli e dall'altra parte c'è Carrello. Vabbè, ci può stare. Quindi Facciamo bingo. facciamo bingo, esatto. Le posso chiedere una cosa che penso si stiano chiedendo tutti? Sì. Quanto sente caldo sotto a questo cappello? No, per il Napoli si soffre. Per il Napoli si fa tutto. È una penitenza la sua. Sì, ma è chiaro, ma non me ne ero proprio accorto, quindi questo discorso. Per il Napoli si fa tutto. E quindi grande entusiasmo. Ci sono tifosi che vengono a passare qualche giorno al fresco qui in Abruzzo, altri che invece vengono soltanto durante la giornata, vengono la mattina e se ne tornano la sera. Ma tutte queste trasferte sono giustificate? Sti tifosi che vengono qua, il Napoli, quanto bene lo conoscono? Diciamo 7 su 10. Ah, benissimo, seguo ormai da più di 15 anni, infatti anche lui ho indottrinato presso me che è mio Quanto fratello. fratello. Da bambino, appena nato, insomma. Il 1° agosto è stato il compleanno del Napoli. Quanti anni ha compiuto? 1926 fino a mo', siamo sotto il centenario, 97. No, questo non lo so. Parecchi, più di me. Ma tipo? 100? Dal 1926 al 2023 sono... Quindi 1926 meno, non sono bravo in matematica. 87. 97, 1° agosto 1926. 96 anni, giusto? 97. 97. Questo non lo so, onestamente non lo so. 1926. Sì, 103 qualcosa anni, insomma, più o meno. 1926, arrivare al 2023. Non lo so, faccio lei i conti, io in matematica non sono bravo. Sono parecchi, ho perso il conto. Io compleanno ne festeggio, quindi già ne festeggio di mio. Quali sono gli anni dei primi 2 scudetti? 86-87 e 89-90. L'87 e il 90. 89, 90, cioè, scusa, un po' di emozione. 87, 88 se non erro. 86, 87 e 89, 90. 90. Sì. Di dove è Rachmani? Non lo so. Rachmani è sloveno, Oddio, montenegrino? sloveno, no, lituano. Lituanio? Comunque è una nazione piccola. Kosovo. Rachmani è... cavolo, aspetta, del Kosovo. Del? Kosovo. Kosovo. Non lo so, è una bandiera blu con la stella in mezzo. Non mi ricordo. Rachmani è kosovaro. Le nazionalità non è che ci... Karaskrevia sì, vabbè, da qua non mi ricordo. Dov'è Karaskrevia? È moldavo, mi sembra, sì. Quello lo conosci bene, diciamo. Moldavo, dovrebbe essere moldavo. È georgiano. Georgiano. È la Moldova e la Georgia stanno vicini. La Moldovia o la Moldavia? La Moldavia. Moldovia. È uguale. È uguale. Quale dei calciatori del Napoli è nato a Lagos? Non ricordo. Lagos. Lagos che è Argentina, no, Argentina, Brasile. No, a Lagos, no. Lagos. No, non lo so. Io poi non vi so dire. Lagos, domanda di riserva? No, è un titolare. Oliveira? Non pensavo a questa interrogazione. Un Lagos in un pagliaios. Osimhen. Lagos, Victor Osimhen. È la capitale della Nigeria, quindi Osimhen. L'attualità della giornata parla però di una bella mattinata di allenamento e quindi vediamo chi si è messo in luce, vediamo la gente come l'ha visto sto allenamento. Con gli occhi. Bella questa. Bella. L'ha visto l'allenamento? Sì. Com'è stato? Non tanto perché mancavano parecchi calciatori. Chi mancava? Osimhen, Kvaratskhelia. Kvaratskhelia non c'era? No,
specialmente Raspadori e Di Lorenzo, molto preparati e molto in partita. Abbiamo Raspadori che sta molto in forma, l'ho visto Di Lorenzo e ho visto un gruppo molto motivati. Raspadori sta andando bene. Tutti quanti hanno notato Raspa, No, io ho notato Mario, primo diciamo allenamento che è tornato in gruppo. tornato in gruppo. Tornato in gruppo Mario Rui. E speriamo che va bene. Sì, ho visto l'allenamento, ho visto molto bene anche sa, la mia fonte di ispirazione. Volevo sapere i capigli come is. I capigli. I capigli. 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 Dico, è tornato in gruppo, questa è la notizia, ma l'altra notizia è tornato in gruppo. Come è tornato? Bene, si è fatto notare, si è mosso bene, era preparato. Secondo me sì. O era sulle gambe? No, ancora per i cosci e tenere sicuramente. Ce le aveva, Però- raga? E questo già è una cosa. Lo vedo in forma. Raspadori sinceramente non ho ancora capito Che ruolo è? che ruolo è, non l'ho ancora capito onestamente. Abbiamo un centrocampo che è fortissimo, fra Anguissà, fra Zielinski, Fra nel senso sono tutti dei frati. Fra Anghissà, fra Pappino. bravo. Tutti santi, perciò Ecco qua, tutte e due, vai Antonio, dici che vuoi. La maglia di Osimhen. Vuoi la maglia di Osimhen? Ecco qua, io si è fatto pure lo Te credi, tanto vuoi la maglia di Osimhen? Chiamalo. Osimhen, fatti vedere che mio nipote ti vuole. Speriamo solo nel mercato, questo difensore che non si parla ma non si capisce chi viene. Non si sblocca. Non si sblocca. su difensore da dove deve arrivare? Che ne so, dall'Australia, viene a piedi, non lo so com'è. Arriva. È fiducioso? Anche l'anno scorso ero fiducioso, tanto. Arriverà una persona seria, onesta, seria e che si impegnerà per il Napoli e sarà più forte di Kim, ve lo dico io. Ma in estate l'argomento che maggiormente interessa ai tifosi è uno: il mercato. Signore, cosa ha acquistato? Niente per il momento, sta cercando una maglia per l'amico la Costa. Mo se la trova, però poi deve vedere pure il prezzo. È tutto un problema di quanto la cost. Veniamo al mercato a comprare perché purtroppo i soldi non ci stanno, le bollette da pagare alle stelle e sta prendendo la pensione, che devo fare? Signora, cosa ha acquistato? Niente per il momento. Quindi c'è immobilismo, Non lo so, io per ora non ho comprato niente. come il Napoli infatti. Lo sai che oggi è il compleanno di Politano? Auguri. Tanti auguri Politano. No, più sentiti. Sentiti. Cioè, portato quarto scudetto. E che se non è un augurio, è una minaccia. È una minaccia, è un augurio e è una minaccia. Ciao Matteo, tanti auguri di buon compleanno, sei un grande. Fai gli auguri a Politano che oggi è il compleanno. Auguri grandioso, auguri. Un applauso a Politano. Resta con noi, Matteo, resta con noi, Matteo, resta con noi. L'ultima, mi sai dire di dove è Lobotka? Lobotka Cecoslovacchia? Sembra. Sì, però non esiste più la Cecoslovacchia. Repubblica Ceca. Slovacco. Slovacchia, scusate.